Eder. Mac. Pallister. Con l'iPad Sebastiano poteva facilmente monitorare gli SMS e WhatsApp in transito nello smartphone della moglie, anche in tempo reale, se connessi a internet tramite lo stesso ID Apple. Sarebbe stata la cosa più semplice ed ovvia. Personalmente leggo gli SMS sul Mac quando ho lasciato il telefono in auto sotto casa. Mia figlia idem con l'iPad, mentre ha il suo iPhone al piano di sopra. Quando accendiamo i nostri Mac riceviamo le notifiche anche dei messaggi già letti il giorno prima sull'iPhone. Va poi evidenziato che tutti i dispositivi conservano autonomamente i messaggi nelle rispettive app. Ad esempio, se Liliana si fosse appartata in bagno per messaggiare con Claudio, Sebastiano poteva semplicemente leggere e ascoltare tutto con l'iPad o il Mac dal soggiorno. A nulla valendo che Liliana cancellasse i messaggi già prima di uscire dal bagno ed appoggiare lo smartphone alla vista del marito. È possibile, per me molto probabile, che Liliana se ne sia accorta troppo tardi, cioè quando ormai Sebastiano sapeva già che intendeva lasciarlo, ma non ancora che gli avrebbe concesso pacificamente gli alimenti e la sussistenza economica. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.